Sì, allora gli iscritti di questa prima corsa in rosa sono sicuramente un numero inaspettato e un numero importante. Stiamo parlando di circa 2000 iscritti, di uomini, di donne e di bambini. Questa prima edizione, volutamente dall'amministrazione comunale, ha voluto permettere l'iscrizione di donne ma anche di uomini per creare una giornata e un weekend all'insegna della famiglia, della serenità e della spensieratezza. Gli obiettivi di questo Pieve in Rosa, perché in realtà si parla di corsa in rosa come prima edizione, ma questo Pieve in Rosa ha anche altre due date importanti e ricordo appunto l'appuntamento di questa sera, 7 marzo, in Auditorium Battistella Moccia con un incontro in collaborazione con degli importanti relatori della Federazione LILT, dove si parlerà dell'aspetto della donna in salute oggi, affrontando il tema dell'oncologia, dell'aspetto medico-sanitario, ma non solo, anche l'aspetto psicologico, che è anche quello un importante aspetto e sfaccettatura che non va trascurata o dimenticata. E poi l'appuntamento di sabato, quindi di domani sera, 8 marzo, presso il Cinema Teatro Careni con il coro Note di Vita Rosa, Non siamo sole, che appunto è un concerto formato da 44 membri, tutte totalmente femminili, e che nasce a Pieve di Soligo. Questo weekend nasce dalla progettualità, dalla volontà di creare un format nuovo, in concomitanza appunto con la Festa della Donna. Nasce come una sfida sicuramente, perché i numeri che abbiamo raccolto sono importanti e sicuramente uno stimolo per fare sempre meglio e creare altre edizioni ancora più corpose, ricche di novità, alle quali stiamo già lavorando.